Tutto pronto in molti istituti della nostra provincia. Domattina, 11 settembre, il suono della campanella segnerà l'inizio del nuovo anno scolastico, anticipando il giorno ufficiale fissato per il 16 settembre. Dopo 3 mesi di vacanza si ritorna alle consuete regole quotidiane, a letto presto ed ore di gioco e tempo libero ridotte o sostituite con l'impegno per lo studio. Riapriranno i cancelli, i licei cittadini ed anche alcuni istituti comprensivi, tra cui l'Anna Frank, diretto da Alfio Russo, insediatosi da qualche giorno. È una realtà molto viva, vivace, con grande partecipazione e collaborazione da parte del personale e ritengo ci siano tutti i presupposti per poter avviare l'anno scolastico nel modo migliore. Domani la campanella suona per tutti gli alunni delle scuole di questo istituto, che comprendono le scuole del Quadrivio, l'istituto, la scuola secondaria Anna Frank, la scuola primaria Mazzini e il plesso accanto chiamato Carpi e la scuola dell'infanzia di Via Regione Siciliana, nonché le scuole di Montaperto e Giardina Gallotti che dipendono da questo istituto. Abbiamo qualche problema a Giardina Gallotti per la scuola dell'infanzia e primaria, per dei lavori in corso disposti dal Comune, e quindi probabilmente potremo aprire le porte della scuola soltanto lunedì 16 per la primaria e l'infanzia, mentre la secondaria dovrebbe funzionare regolarmente. In base alla sua esperienza precedente, come si prospetta questo nuovo anno scolastico? Quali sono, insomma, le linee generali di questo percorso didattico? Ma devo dire, ho trovato un collegio docenti molto attento e sensibile anche alle nuove sollecitazioni che derivano dalle indicazioni nazionali per il curricolo. La scuola, pur essendo molto, diciamo, articolata nei vari plessi, ha un collegio docenti che si è avvalso, diciamo, della guida del collega Carmelo Carisi prima, del collega Giovanni Guido che io ho sostituito dal 1° settembre, e ha seguito gli sviluppi e le innovazioni della scuola. Quindi presumo che ci siano, da quello che ho potuto capire in questi primi giorni, le condizioni migliori perché le indicazioni nazionali per il curricolo possano servire per rinnovare anche le pratiche didattiche e metodologiche della scuola. Come prevede la riforma Gelmini, anche lei ha adottato l'insegnante prevalente all'interno della scuola primaria? Sì, quest'anno stiamo dando maggiore impulso alle indicazioni della riforma della scuola, che prevede il modello dell'insegnante prevalente nella scuola primaria. L'insegnante prevalente è quello che, diciamo, svolge la maggior parte di ore, ma è sempre coadiuvato da qualche collega per mantenere quella che è la pluralità docente, che è stata una conquista degli anni 90, degli anni dell'inizio del millennio con l'esperienza dei moduli. Questa esperienza non è più percorribile per le ragioni che sappiamo, però il criterio di lavorare insieme per i docenti viene mantenuto nonostante il modello dell'insegnante prevalente.